figlia, fingola. Voi bevete. Portare mia figlia, fingola. Avevo proprio sete. Bevete, madre, e che San Tommaso vi faccia la grazia. Io ci vado per scrupolo, però sarà un po' difficile. Oste, anche a noi manca da bere per le corna di Belzebù. Vengo, signor Mugnaio, che diamine, un po' di pazienza. In quanto alle corna è meglio lasciar perdere. Io la pazienza me la sbatto. E se non mi versate subito da bere, quanto è vero San Tommaso di Canterbury, vi infinzo come un pollo. Ah? Anche voi andate a sciogliere un voto a Canterbury? Certo che vado a Canterbury. Converrà ritirarci presto, la strada è molto Certo. lunga. Io ho già fatto 40 miglia per questo pellegrinaggio. A quanto sembra tutta questa comitiva è qua per lo stesso motivo. Andate proprio a Canterbury? Sì, certo. Anche voi andate a Canterbury. A Canterbury, E mi costerà almeno quanto 6 sacchi di grano. Sì, io vado a Canterbury per trovare marito. Oh, mi scusi, padre. Bene, allora se proprio tutti andate a Canterbury, che Dio vi protegga e che il martire vi faccia la grazia. A Canterbury! A Canterbury! A Canterbury! Andiamo tutti a Canterbury! Andiamo tutti a Canterbury! Ecco i polli, cotti a puntino, appena sfornati. E allora vi conviene, signori miei, inventar qualcosa. Che so, magari raccontarvi storie o novelle, affinché il cammino vi appaia più agevole che noioso. E giura Bacco è capace che vi divertirete pure. È certo una bella idea, mio caro oste, ma dovranno essere tutti d'accordo. Già, Sì, tutti d'accordo. lo vediamo subito, madre mia. Allora, chi è d'accordo, alzi la mano. Va bene, ma non scherzateci sopra, perché io ho in serbo una sorpresa. Chi infatti, prima della fine del viaggio, avrà raccontato la storia più bella e divertente, avrà una cena e viaggio pagati. E poiché io verrò con voi, sorveglierò che tutti stiano al patto. E chi farà da giudice? Ma l'oste, naturalmente, che mi sembra una persona da bene. E poi sua l'idea e quindi suo sarà anche il giudizio. Va bene, calmatevi, va bene. Se siete tutti d'accordo, andiamocene a letto che domattina si deve partire di buon'ora. E allora prendiamo tutti a questo patto! Prendiamo tutti a questo patto! A Allora, prima di partire, vediamo chi sarà il primo a raccontare la storia. Chi tirerà la paglia più corta comincerà. Anche voi, madre priora, venite su, fatevi sotto. Avanti, signori. Sì. Vediamo. Ecco, prendete. A voi. Ecco, signor oste, io credo di avere la paglia più corta. Vediamo. Effettivamente è la paglia più corta. Guardate. Allora mettiamoci in cammino e appena in viaggio comincerò il mio racconto. Bene. Allora in marcia per l'abbazia di Canterbury. Allora, signor Cavaliere, volete cominciare? Vi racconterò una storia dolce e gentile, piena Abbando di... le ciance, signor Cavaliere, ed entrate nel vivo della cosa. Dunque, un giovane di nome Bertrando Te volgi il tuo sguardo altero a me misero e tapino. Smettetela dunque di cantar, giovin signore, Volgi che io ad altri ho promesso il mio amore. Ed è meglio per voi che vi mettiate l'animo in pace. Ma a me basta vedervi e son felice. Andè col Signore e rassegnatevi ordunque, che giammai potrò essere vostra. Questo viene tutti i giorni a far delle serenate, ma di lui non mi importa niente.
mentre il mio amato Paolo non si fa vedere quasi mai. Eppur lo sapete che anche lui vi ama. Lo so e credo che sia sincero, ma il suo carattere è diverso, non è espansivo né affettuoso. Sono 3 giorni, ad esempio, che non lo vedo. Sarà impegnato in qualche negozio. Io credo invece che passi il suo tempo in taverna a imbriacarsi. Anzi, penso una cosa, vai a cercarlo e digli che questa notte voglio stare con lui. E come fai con vostra madre? Mia madre si è abituata ad andare a dormire con le galline. Tu digli che venga stasera vicino alla porta di casa, a mezzanotte in punto. Otto, can del porco, sfido chiunque a far de più. E mi te dimostro che fa so 9. Missier Paolo. Eh? Ho un'ambasciata da parte della mia parona. Tira i dadi. Allora. Dimmi. E allora? Cosa te manda a dirmi, l'amor mio? Cerca di trovar pace, fratello mio, che così indarno ti consumi. Io non resisto, capisci? Non resisto lontano da lei. Ma se non vi è possibilità alcuna, ti devi rassegnare. No. No e poi no. E allora che farai? Niente. Ora me ne andrò sotto la sua casa e forse la vedrò. No, cerca di non renderti ridicolo. Meglio se ci andrai stasera. La notte in amore porta imprevisti e io ti starò vicino. Non mi dispiace quello che te mi dici. Di gatto parona che non mancherò. Ascoltemi. Amici miei, stasera non potrò giocare con voi altri perché sarò impegnato in un gioco assai più divertente che il vostro. E adesso, oste, verso da bevere. Madre mia, come mai questa sera siete ancora in piedi? Ormai la mezzanotte è vicina. E da quando in qua ti preoccupi della mia salute? Lo dicevo solo per il vostro bene, non certo per il mio. La vostra camera è pronta e se volete andare a riposarvi io vi accompagnerò. Andrò a dormire quando che voglio e adesso la semi tranquilla. Mi sono stufato. Mi vago via. Cosa ti gaffia, mia? Niente, che cosa volete che abbia? Vedo che non ti sta ferma un momento. Se è probabile che mi sia rimasto qualcosa sullo stomaco. Se è probabile. Ma ora mi vago in letto perché sono stanca. Manco mal. Come manco mal? No, mi dicevo per voi, così vi riposerete. Io vado da lei. E mi raccomando, Sì, Mare. spranghi ben tutto. Sì. Buonanotte, Mare. Notte. 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 Presto, amor mio, portami via. Corri, corri, amor mio. Alla faccia di Paolo. Salute amici. Stava a dire che ho vinto alla tua faccia, ma come la sei brutta stasera, caro mio. La seme perde, fioi, non è serata. Amici, ho visto Paolo. Ah, ma Tite sei qua? E allora, chi sei che gira a cavallo con la tua bianca stasera? Oh, strega sobeco. Te fa qua? E con quale inganno ti ha preso il posto dell'amato mio? Io? Non lo so. Però devo dire che la situazione non mi dispiace affatto. E cosa te speri d'ottenere? Già che ci sono, il paradiso.
E ti cosa ti fa qua? Quel che ti fa ti? Ah, bella risposta. Mi sono l'amante di Bianca e ti viene dalla sua camera, guarda. Sì, ma tanto Bianca non c'è. No, che sei? E dov'è? Chi lo sa? Porco can! Giovanni ci ha fregati. Mai e poi mai potrei godere del mio amore. Certo, certo. Non oso neppure pensarlo. Sono innamorata di Paolo. Ne sono convinto. E poi anche Bertrando spasima per me. Lo so, lo so. Sono tanto triste. Anche a me. Ti sei amico mio? Insomma. Volemo andare a cercarla insieme. Andiamo. Andiamo. Dormono. Se non ci hanno svegliato loro, perché li dobbiamo svegliare noi? Già. Oh, ecco. Sempio. Come esempio? Lo so. Dromenta. Cosa fa? La brutta vacca de tomare! È sta colpa tua che sta, setto, sì? Aspettiamo chi si sveglia! È proprio vero che il mondo è pieno di buona fede. Grazie alla quale ci si guadagna il paradiso. Allora temo che il buon Dio dovrà fare un po' più di spazio. A proposito di buona fede, conoscevo una ragazzetta che si chiamava Santa del Grande. Oh, Santa! E che ne farai di quelli bellagnelli? Mi sa che stamattina li vado a vendere all'umercato. Sono tanto belli, ve? Più belli di te di sicuro. Oppure più furbi. Beh, non hai mai visto pisciare? E lei vede? Sti imbicciona. Santa, oh, sbrigati un po', farei tardi all'umercato. Mi lavavo. Quelli sono tu bellagnelli, cerca di venderli bene, eh? Non li devi da per meno di 3 lire. E non ti fan finocchiarci, capito? E che sto scema, guarda un po'. Beh, lasciamo perdere. Invece, guarda di non ritornare tardi. Non vi state a preoccupare. Anzi, fate conto che sto già ritornata, ecco. Beh, e non te muovi? Sono già ritornata indietro, no? Stringeva subito all'umercato, lo vedi sto bastone che lo sbatto in testa? È buono, e muovete un po'. Allora che faccio? Ci vado all'umercato? Ah, sì, non te ne vai. E mi sto incamminando. Perché lo Padre Eterno mi ha dato una figlia così stupida? Io proprio non l'ho capito. E la so pure andata a chiamare Santa.
Capisci, ragazzo? Pensa che una volta gli abbiamo dato una pagnotta, ci tiene magna, era un sercio, non se l'è mangiata tutta. Eccola. A Santa, beh, che fai? Che te li vendi sti tu capponi? Mia madre mi ha detto che erano agnelli, no capponi. E che te pensi, che mia madre mi ha imbrogliato? Piantatela, mi state a pian in giro. Non sono mica scema, sa? Oh, Santa, ma che ci stai a coglionà? Non lo vedi che so capponi? Oh, guarda un po' che bei capponi. Allora, li vendi sti capponi? Ah, sono agnelli, non so capponi. Ma va, che so capponi, sei diventata ciecata. Allora secondo te sta di una cosa pennandra? Mia madre mi ha detto che ci devo da chiedere almeno 3 lire. E non posso mica pagare 3 lire per due capponi. Oh, ci schioppa! Tu, se dici che sono agnelli, saranno agnelli. Ma a me che me frega. Mi hanno preso per scema, guarda un po'. Gli devi dire che so capponi, no agnelli. Vabbè. Eccola, sta arrivando, noi andiamo dentro, eh? Sta tranquillo, ci penso io. La vedi? È quella là con le tre. Quella mora. Vai. Oh, pagamo tu, eh? Sì, pago io. Dai, via. Aspettami. Oh, io non ci passo più da qua. Oh, quanto devo da pagare per sti 2 agnelli? E quali agnelli? Questi sono capponi? Ma non ti starai mica sbagliato per caso? Mi parevano agnelli. Ah, va a pagare, va. Quanto pagano gli agnelli? Quanto pagano gli agnelli? Ma questi sono capponi e pagano un sordo al paio. Intanto paga la gabella di questi capponi. Quando che verrai con gli agnelli e vuol dire che pagherai 3 soldi. E spiegate un po', figlia, che non c'è tempo mica da perdere, sa? Abbiate pazienza, non spingete, lì c'è una matta che vuole pagare i capponi per agnelli. Eppure l'avevo sentito bella. Ma chi ce l'ha mannata qua? Guarda un po', 3 tighe e 3 campioni. Ma sta sempre che sono capponi. Sì. Capponi. Sì. Si capito bene? Che te preoccupi? Sì. Quella non capisce niente. È scema, capito? Sì. Oh, che fai? Prendi quegli agnelli? Non so agnelli, siete cieca. So capponi, non lo vedete? Capponi? Ma questi sono agnelli. Che te bella. Ma che? Capponi Sbrigati, incazzate fate sotto. Non perde tempo, vai. Dai. Fietta mia, o sei imbriaca te o sono imbriaca io? Oh no, sei imbriaca te, cocca bella. Oh, senti un po'. Quando li fai sti capponi? Io l'ho sempre detto che erano capponi, ma mia madre mi ha proprio infinocchiato dicendo che erano agnelli. E mo non so più che devo da chiedere. Siccome mi stai simpatica, ti voglio dare 1 lira. Anche se mi pare un prezzo un po' troppo alto per 2 capponi, eh? E io te li do. Ma mia madre mi dovrà da sentire quando torno a casa. Mica so scema, sa? E chi te l'ha detto? Ma guarda un po', stanno a belà. Ma per forza, mo te spiego. In dove stavano i capponi? Nella stalla, insieme alle pecore. E quindi avranno imparato a parlare pecorino. Già, non ci avevo pensato. So proprio scema. Ah, un beh? Che stiamo a fare qua? Andiamo, no? Oh, Santa, com'è andata la vendita dei capponi, Ci ho fatto 1 lira. Ci stata furba, eh? Beh, insomma, sì. Oh, si è visto che faccia, eh? E guarda, s'ho visto, Bembo. Che pensi che ci avrà? Angelo, so, certo che non promette niente di buono. Ma non sarebbe meglio di dirgli tutta la verità con me? Tu pensi? È meglio. Ci mancherebbe pure che ci morisse qui. Ma che diavolo state a parlare voi due? Santa, ma tu ti senti bene? Sì, certo, perché? Che mi state a fare? Tieni la faccia. Ma perché che faccia tengo? Trasfigurata. Ma che ti fa male da qualche parte? Figlia mia, mi pari mezza morta, già puzzi. E tu devi da bere qualche cosa. Vai un po' a qualche cosa da bere. Sì, tu stai male. Vero che stai male? Ti gira la testa? È vero che ti gira la testa? Per forza che ti gira. Stai a girare come una matta.
Dai, mettete un po' a sede, mo. Ecco, così. Mettete giù. Mo che me ci fate pensare, E sta buono, spolanga sto forno. Bevi, no? Che te Dai, gnotti questa che te fa bene, questa ti pulisci tutto quanto dentro. Così, brava, ecco, insomma, un pochettino che te fa bene. Giù, un'altra volta a sede, apri. Giù. Ecco, così, tomba. Ti senti rifrescata, zombi? Dai, che per guarire bisogna soffrire. Forza, bella mia. Dai, Sandarè. Forza, così, così. Zomba, ecco, zomba, brava. Dai, zomba, zomba e balla, zomba e balla, zomba e balla. Mi sento male, mi sento proprio male. La testa mi schioppa, mi si stacchino le gambe, mi rimucina la pancia, tutto. Sanda, te lo senti lo freddo che ti sale Vieni, ti fanno male? Lo senti? Vieni, freddo. Vieni, correte con noi, correte con noi, che ti scaldiamo. Vieni, che te guariamo, corri. Aiutatemi. Fabiano. Chiappa per sento proprio male. Caricamo sulle spalle. Su, andiamo, sotto. Fabiano, Stenditi, figlia, stenditi. Così, bravo. Allora, cominciamo. Da quanto tempo è che te confessi? Tanto. E Simmorin dov'è che vuoi da essere seppellita? Portatemi da lì mia a Santa Giulia. Lui cimitero è tanto bello. Ah, i soldi dei capponi. Sì, i capponi. Dateli a mia madre, anche se mi ha preso per scema. Noi volevamo che tu vada sottoterra come una cristiana. Però sbrigati, se no va mica tempo. E adesso state ferma che si è morta, Oh, non parlare più, si è morta, ti sto dicendo. Come una cristiana. Brava. Mo le mano. State ferma, si è morta. Chiudi gli occhi. Ecco, così, non parlare, si è morta. Buona. Va a chiamare i portatori, che la famo portare a casa sua, che la madre la deve da vedere prima che sia morta e seppellita dentro la terra. Andiamo. Corri, corri. So. Ah, guarda un po', la rughetta, sì. Ah, la menduccia, lo rosmarino. Ti fa marosto dentro un piattino, un po' qui, un po' là. Vorrebbe un po' di limone in bocca. Oh, sì. Un po' prima. Ma che ti piace? Ammazzate, te lo posso Oh, dimmi un po', e chi è sto morto? Noi non ce lo sappiamo. E non ci hanno detto di portarlo a casa sua? Beh, noi ce lo stiamo a portare. Ma questa non è quella povera scema di Sanda? E che gli ha preso un corpo? Se fossi viva come son morta, vedresti chi è stata Lu Grande? Si è fregato lo fantasma! Si è svegliato lo morto! Aiuto! Ma guarda questa, è scema pure da morta. Aiutatemi e portatemi via, se no Lucane mi mozzica lo culo. Ma dove sta Lucane? Ci sta Lucane, ci sta. E vieni un po' che ti porta a casa tua. È piano che sono E morta, cammina. Oh, vieni un po' qua, dammi la mano. Ma chi è? So io. Ma che sta male? Dice che è morta. Morta? Dice così. Oddio, mamma. Hai sentito? Sanda dice che è morta. Comare del Grande. Chi è? Chi mi cerca? So io, c'è sta vostra figlia. E dove sta? Sta qui, dice che è morta. Morta? Così dice. Gliela faccio vedere io la morte a quella disgraziata. Ah, e che stai a fare tu? Madre, Beh, allora? ma voi mi avete dato 2 capponi e mi avete detto che erano agnelli. E io li ho venduti per 1 lira. Poi mi sono sentita male fino a morire. Sì, E poi si vede che sono resuscitata. Ecco. Ah, sì, Insomma, hai venduto gli agnelli per capponi e per 1 lira. E poi sei morta e poi sei resuscitata e mo te lo do io la morte. Brutta disgraziata. Gli agnelli per 1 lira. 1 lira. Ma che amore piazzema che mi dovete cantare. E non ride, sa. Io ti ho messo al mondo, io te ci rilevo. Brutta figlia di una mignotta. E no, e che c'entro io? Brutta figlia di un cornutaccio, quello sì che c'entro. Mi pare che abbiamo cominciato bene. Avanti dunque chi vuole raccontarne un'altra. E speriamo che sia meglio questa volta. Se non vi sta bene, madama la priora, tappatevi le orecchie. Allora, il prossimo passato gennaio fe un anno che in Napoli fu un buon uomo legnaiuolo
la maestria del quale a nessun'altra cosa si estendeva se non nel fare zoccoli. Costui aveva per moglie una vaga e bellissima femmina, che refrattaria certo non si poteva dire alle attenzioni mascoline. Madonna Viola, quando vi si vede arriva il sole. Mette che recita così a tutte femmine. Ui, Se non me la levo la voglia, io scoppio. ui, venite in mano a posto. Dove passa, paga? Quando facciamo l'amore, tutti nudi. Vi piacerebbe? Sì, sì. Quando? Beh, vediamo. Ne riparliamo. Venite stasera a casa mia, a cena da me. Mio marito per il Vespro è da partire. Venite, ma state per zitte. È certo che sto zitto, a parlare il fiato si consuma. State per buono, messer Brunetto. Addio. No. Dove corri, figlia? A casa, padre, perché? Non ti si vede mai in chiesa. Tengo che fare. Hai commesso peccato? Allora ti devo vedere. E perché? Per confessarti e assolverti. Sì, vabbè, ho capito. Venite stasera a casa mia, ma non prima della 3ª ora di notte, Arrivederci, padre. Arrivederci. E che Santa Lucia ti conservi la vista e il culo. Marito mio, tra poco sarà il Vespro, vi conviene partire. Moglie mia, forse tra poco pioverà. Sì. E corna facendo, non vorrei che per strada mi cogliesse la pioggia. Il corno vi faccio io, marito mio. Perché se piove non vi abbiate a bagnare. Allora vado a prepararmi. Salve, Mastro Vincenzo, ho portato un corno degli odi. Bene, mettetelo lì. Torno subito con la moneta. E attacchiamo il corno. Viola, pensa che fai l'amore. Oggi mi senti tarrazzino come un pollo. 2 polli, una palata di pane e una brocca di quello buono. E chi li manda? Io non lo so, è venuto il Sor Brunetto e mi ha detto di portarli qui in gran segreto, quindi non vi posso dire altro. Porta. E per qual ragione messer Brunetto vi manna con questa roba? È perché c'ho già fatto un servizio. Ah sì? Che servizio? Non fu geloso. Vieni a godere con me stanotte, ma non prima della 5ª ora. Viola, io c'ho la voglia che me si magna. Questi sono i vostri soldi, maestro Taddeo. Beh, state in buona salute, Se vede mio? Lo previtterti. Serra bene la bottega, mi raccomando. Sì. E non fare entrare nessuno. A domani, moglie mia. Viola, finalmente. Oh, bella. Sono arrivati i polli. No, ma arriveranno. Ma io dissi che te li portassero subito, devo anche pagare. I pullast, sì, sono arrivata, stanno già un po' a fuoco. Fuoco, anch'io sono tutto a fuoco. Viola. Allora, vieni. Sì, vengo. Che fame. Vieni. Ma guarda cosa ti tocca fare. Oh, era ora che tu venissi ad aprire. E tu troppo ambresse sei venuto, tratocchio mio. E non hai osservato l'ordine che ti diedi? Io di ordine conosco solo quello. Beh, lasciamo perdere. Vieni qua subito che ti do una razione doppia di indulgenza. Vieni. Brava. E mo vattene. Ma come? Non manco incominciato, vieni. Su, andiamo. Vattene, mo va a morire Dio. Oh, che bel fuoco! Che bel focherello! Aspetta che m'asciugo un momento. Oh, non tu vai. Vieni qua sul letto, che facciamo penitenza. Padre mio, ma che fai?
Per prima cosa, intingo il dito nella pila, così questo servirà a scacciare il demonio e a purificare l'anima di dentro e la coscienza di fuori. Chi è che bussa? So io, Taddeo! Aprimi, Viola mia, che fremo tutto! Oh mamma mia, non posso aprire quest'uscio, perché il rumore che si metterebbe a fare ne farebbe fuori uno scandalo grandissimo. Aprimi, te prego, che tutto mi struggo per amor tuo! Sì, aspetta un momento, sa, aspetta. Anima mia! Intanto baciami attraverso questa fessura, che poi vedrò di aprirti l'uscio, eh? Viola mia, questa sera sei come una rosa. Aspettami, che vado a prendere il regalo per te e torno subito. Sì, torna presto, cuoricino mio. Riprendiamo il discorso. E me l'ha baciato. È ritornato. Aspetta che vo giù e mi fa ribaciare il culo un'altra volta. Ah, malandrino, non ti basta quel che ti diedi? Aspetta e vedrai. Ah, finalmente l'uccellino d'oro va a beccare. Chi è? Viola, amore mio, se la porta non si apre, affaccia dalla finestra, che te possa almeno baciare un'altra volta. Ma certo, cuoricino, non essere impaziente. Vengo subito alla finestra, ma mi arrampico e sono da te. Vieni, cuoricino, sono qua tutta tua. Acqua? Ci mancherebbe. Se ricomincia a piovere mi prendo una polmonite. Vigliacco assassino! Ma che è stato? Uè, che è? Oh, passera o non passera, mi sono rotti i coglioni. Ma che è successo? Mi sono rotti i coglioni. Ma che è successo? Un terremoto! Niente, non è successo niente, andate a dormire! Quasi quasi me ne torno a casa. Ah sì, andrò a farmi consolare dalla mia cara moglie. Avanti, andiamo su, bello, andiamo. E mentre stavo per godermi la bella legnaiuola, è arrivato quel carrettino d'un frate che mi ha rotto le uova nel paniere. E chi sarebbe mai sta bella legnaiola di cui mi stai raccontando? Ma Viola, no? E chi altro dovrebbe essere? Brutta figlia di una mignotta che non sei altro! Cavolo che te stavo per fine aiutare! Speriamo che te possa rompere la gamba! Già me la son rotta! No! Tu struzzo di Taddeo, sono Viola. Amore Dio, aiutami a liberarmi da un frate maledetto che mi è capitato in casa e che tra l'altro non è più buono a niente. Vieni. Vieni qua, su, bello, che ti riporta al convento. Dai, tirati su, Ecco, che sarà mai? Dai, fammi vedere se riesci a stare in piedi da solo. Su, bello, su, vedi che ce la fai? In fondo sono tutte storie. Vai, bello, vai. Vai e vaffanculo! E sbrigati, sparite qua, capito? Sei già arrivato? Hai fatto presto ad accompagnare il frate, eh? Ebbene sì, ha preferito portarsi via le chiappe da solo. Vieni. Eccomi qua, bella pollacchiona mia. Spogliamoci, aiutami, spogliamoci tutti nudi.
Andiamo. Oh, bravo. A vedere che ora mettiamo. Buoni mortanguerieri. Avanti. Andiamo. Ariela bianca. Siamo arrivati, no? Ecco. La lascia sempre spalancata. Eccola lì. Si è fatta tutto un sonno. Buona, tranquilla. Che moglie. È proprio una santa. E ora sarà bene che ci fermiamo un po' per riposarci. Rifocillate. Buono, buono. E perché no? Rifocillatevi pure voi, eh? Io penso che sarà bene E ora riprendiamo la marcia, signori. E riprendiamo anche a raccontare storie come abbiamo già fatto. Potrei cominciare io, signor Oste? Sarà un piacere, sorella. Non è vero, signori? Ma vi pare possibile stare a sentire le ciance di una monaca? Ve la racconto io una storia. Io posso aspettare. La pazienza è una virtù cristiana. Allora state a sentire. Vicino alla nobile città di Marsico era un monastero nel quale l'anno passato non eran altro che 10 monache, tutte giovani e di gran bellezza ornate, con una vecchia badessa de buona e santa vita. Ora basta, bambine. Su, in camera. Andate a prepararvi per la funzione. Piano, bambine, piano, fate piano. Ma guarda lì che roba, siete ben indisciplinate, beh. Oh, signor. Suor Chiara Diletta, mo allora tenetevi pronta. È per questa sera. Sor Agnese amatissima, non dubitate, questa sera sarò pronta. E preparate anche la vostra... La vostra? Non dubitate, questa sera sarà lavata, profumata e ben stirata. Mo a presto allora. Arrivederci e buon introito. Figliole mie, dilettissime e amatissime, volontariamente avete scelto la via della castità e della preghiera. Ma chi ve l'ha fatto fare? Il desiderio, naturalmente. Il desiderio di dedicare la vostra vita alla contemplazione e alla rinuncia. Ed è facile osservare come in questo santo luogo vi manchi ogni possibilità di cadere in peccato, essendo lontane dalle tentazioni del mondo. Quell'orribile mondo pieno di sossure che si trova in fondo a pochi passi, là fuori. Ma allora come si possono evitare le tentazioni del demonio? Quali tentazioni, direte voi? Quelle del pensiero, figlie dilette. Evitate dunque di pensare. Non pensate, ma fate, che sarà molto meglio. Cioè fate atto di penitenza e di contrizione, ecco. Va bene? E adesso, ragazzole, cantiamo mo insieme, eh? Viva, viva la badessa, che il Signor la benedica.
figlio di una cagna. Ti sembra questo il modo di interrompere il tuo racconto? No, volevo solo bere un sorso d'acqua. E allora dai. Dai e ridai, il fatto si riseppe in alto. Che vuol dire in alto? In cima al campanile? No, volevo dire che la cosa arrivò alle orecchie del vescovo, il quale in una bella mattina di maggio arrivò al convento. Benedicite, madre. Benedicite, monsignore. Bene, bene, bene. Cioè, male. Mi si dicono cose sul conto di questo convento che preferisco non ripetere e che anzi per questa volta voglio dimenticare. Oh, monsignore, cosa mai può essere accaduto che io non sappia? Niente, mia buona madre, niente. Come vi chiamate, figliuola? Suor Chiara, monsignore, e sono vostra umilissima servitora. Alzatevi. Siete molto bella e giovane. Da quanto tempo siete in convento? Da 1 anno. Volete entrare al mio servizio? No, grazie, monsignore, ma preferisco rimanere in convento. Solo qui potrò sciogliere il mio voto. E posso conoscere quale voto avete fatto? Ma quello dell'astinenza, monsignore. Penso se non lo faceva. Andate pure. Vorrei parlare brevemente con questa diletta figlia. E andate. Su, ragazzi. Il signore vi accompagni. Grazie. Prego. Monsignore. Oh, cosa ti dirà adesso, poverina? E poi, che ci fai in questo convento? Ben, la penitenza, monsignore. Sì, lo so, ma... E con me non verresti a fare penitenza? Monsignore, è inutile che voi giriate le parole. Il mio cuore mi dice che tra una penitenza vecchia e una penitenza giovane, mo è meglio quella giovane. Buongiorno, monsignore. E che la provvidenza sia con voi. Almeno lei. Così, eh? Rifiuta il suo vescovo per un frate qualsiasi. Non sia mai che io possa più facilmente ottenere un vescovado che le grazie sue. Ma io le farò vedere che vale più un vescovo di un frate zoccolone. Mi raccomando, non perdete d'occhio quella porta e attenti bene. Questa è la 3ª notte che passiamo qui e non mi va di essere uccellato. Statevi tranquillo, monsignore. Ma che cosa vuoi? Vabbè, io ho finito. Tu cosa fai? Vieni. No. Perché? Stiamo inventando un nuovo gioco. Sì? E di che cosa si tratta? Dunque, te ti metti in ginocchio sul letto. Poi prendi la femmina e te la fai salire dietro. Ah, ma a questo punto poi... Arriva questa faccia da cretino che mi fa perdere tempo, ma va in convento. Va là, ci vediamo dopo. Fermo! Chi è? Che cosa volete? Cavategli il mantello. Chi è?
Ah, ti ho preso, birbazione. Lo sai, vero, cosa ti aspetta? Ma io in verità, monsignore, non so mica di cosa state parlando. Oh, non lo sai. No? Ti rinfresco subito la memoria. Ecco, sì. Dategli 12 nervate! Ma perché? Ma io non ne ho mica nessuna colpa! Con chi ti zazzevi, lurido frate? Parla! Ma io sono venuto qui per accompagnare un mio fratello. E chi è costui? Fra Gaudenzio. E con chi si zazze? Parla, parla! No. Con Suor Chiara. Oh sì, io l'ho lasciato proprio lì nella sua cella. Bene, ora ho finito di godere. Ecco. Buttatelo via! Benedizite, monsignore. Andiamo, così li coglieremo sul fatto, sti schifosi. Hanno acchiappato il frate mio e il monsignore sta venendo qua. Io non so più che cosa fare. Moranzati. Madama la badessa! Madama la badessa, svegliatevi presto! Sì, un momento, vengo. Oh, Santo Sole San Procopio, ma cosa sarà successo? Oh, che succede, figliuola, a quest'ora della notte? Madre, un serpente grosso così. Un serpente? Sì. Ma che serpente? E nel vostro pollaio si sta mangiando tutti i pulzini. Ahimè, sono morta! Assassino! Oh, glielo faccio vedere io, Ma glielo faccio vedere io, il serpente! Serpente, brutta bestia! Oh, monsignore, io sono trasecolata. A quest'ora lei è qui, a quest'ora di notte. Ma come mai? Oh, santa poca benedetta, pensare che c'è giù il serpente nel polaio. Oh, mi dica, la scongiuro, parli. Cosa devo fare? La vostra sorella e figlia prediletta, Suor Chiara, sta giacendosi in questo momento con un tal Fra Gaudenzio. Ambedue immersi nel peccato sotto questo venerabile tetto. Cosa sento nelle mie caste orecchie? Prima il serpente, poi Fra Gaudenzio. Oh, io non ci capisco più niente. Su, non indulgiamo più oltre, reverenda madre, e cogliamo sul fatto i lussuriosi. Dov'è la cella di questa torbida Chiara? Qua. Oh, santa poca, San Caldino, ma guarda cosa mi deve succedere. Oh, santa ecco. Oh. Aprite questa porta maledetta. Vengo. Oh. Beh, cos'è questo frastuono? Rebelda, noi siamo qui per punirti come sacrilega e tu ancora osi matteggiarsi. Come se non sapessi che Fra Gaudenzio si è giaciuto questa notte con te e che ancora ora in camera tua si trovava. Ingrata figlia, approfittare così della mia bontà e ingannare in tal modo anche il povero signor vescovo che si è dovuto alzare perfino nel cuore della notte. Ma state zitta che è meglio. Oh, mamma mia, che cosa Io spero solo che il glorioso Tommaso, al servizio del quale noi siamo, chiaramente dimostrerà la mia innocenza e l'altrui peccato. E adesso entrate e soddisfatevi. Oh, guarda cosa mi doveva capitare. Ma non è mica possibile. Che cosa devo fare adesso? Come vergogna. Ah, ma siete proprio da me. Non c'è. Come non c'è? Com'è possibile? Dov'è? Cercate pure in tutte le celle delle altre sorelle. E cominciate pure dalla mia. Lodevol cosa, reverenda madre, che vogliate essere tratta ad esempio. Voi due cercate per prima nella cella della badessa, sì. Monsignore, c'è uomo. Domani
Adesso avviserò i miei parenti che immediatamente mi traggano da questo pubblico bordello, dove i frati sono nel letto di chi deve dare il buon esempio. O che vi prenda il malanno. Ah, in quanto a voi, monsignore, io volevo dire che chi ad uccellarsi apparecchiato si prende lo scorno ed è uccellato. Andiamo avanti. A chi tocca ora? Ve ne posso dire una io piuttosto piacevole, che accadde a un mio fratello predicatore. Purché non sia noiosa. No, non credo proprio. State a sentire. In Catania, nobile e ricca città della Sicilia, vi fu un dottore in medicina, Mastro Rogero Campisciano nominato. Costui, quantunque de anni fosse pieno, prese per moglie una leggiadra femmina chiamata Agata. Femmina, che veniste a fare a quest'ora in negozio? Non vedi che c'è un uomo nudo? Chiuditi gli occhi e non guardare. E tu, maledetto guardone, vai via di qui, vai via, vattene via, vai a caricare le tue ossa altrove, e anche voi, via tutti di qui, via, e tu svergognata, sempre in casa devi stare, con nessuno deve parlare, né parenti, amici e nemmeno servitori, con nessuno, hai capito? Ah sì? E allora spacco tutto. Parliamo dunque del fetido peccato di lussuria, che fra la gente sposata si chiama adulterio. San Greffone dice che all'inferno gli adulteri stanno in una fossa a dente di fuoco e di zolfo. Nel fuoco per la loro libidine, nello zolfo per il fetore della loro sozzura. E Quanto mi piacerebbe farmi da lui confessare. E ricordatevi le parole di San Greffone. Chiunque guardi una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E ora andate, figlioli. Andate in pace. La predica è finita. Io mi confesso. Se lo sapesse vostro marito. Ma non lo sa, e poi io confessare mi voglio. E mi pare che non ci sia proprio niente di male, Buongiorno, padre. Che il Signore sia con te, figliola. In che cosa posso esserti utile? Vorrei confessarmi, padre. Oh, non mi pare questa né l'ora né il luogo, figliola. Ma mi scappa, padre. Se è così, vieni meco in disparte affinché io possa confessarti. Sì. Tu aspetta il mio ritorno. Vado e vengo. Allora, che c'è che urge nell'animo tuo? Dimmi. Faccio spesso dei cattivi pensieri, padre. Che pensieri, figliola? Penso a braccia nerborute che mi stringono, a petti villosi che si strofinano al mio e poi sento un prurito. Dove? In tutto il corpo, padre. È peccato questo. Direi di no. Ma tuo marito non ti gratta? Eh? Cioè, volevo dire, tuo marito non ha cura della tua persona? Mio marito è molto in là con gli anni e per di più geloso è. Figliola mia, non c'è da farsi meraviglia che tuo marito sia di te sì fortemente geloso. Pensai allora che dovendo il mio marito andare domani a svolgere un certo affare, fingerò di farmi assalire da una specie di malore. Subito quindi vi manderò la mia fidata fante con il pretesto che voi veniate a portarmi una qualche reliquia di San Grifone. Che tu sia benedetta per la tua escogitazione. La ringrazio. Allora a domani, padre. A domani, figliola. Ai, quanto male la pancia mi fa, marito mio. A chi lo dici? Ma se stai guarda a mezz'ora e niente feci. Ah, quanto è dura l'esistenza. È dura. È dura, sì, è dura. Ahimè. Ahimè. Ora va meglio. Puzza, buon segno.
Sarà il vostro solito malore. Non mancherò prima di uscire di prepararvi un infuso d'erbe che allieverà la vostra sofferenza. Sangrefone. Perché non fate in modo di mandare a cercare le sue sante reliquie, che pare miracoli facciano? Bene dici, ma io devo partire per un negozio importantissimo. Se a voi piacesse, andrei io per la mia pagioncina. Questo è ben detto, vai. Vai pure, così io risparmierò l'infuso e posso partire subito. Io intanto per le reliquie vado. Moglie mia, abbiate cura della vostra persona. Vossia benedica, pace. Padre mio, siate il benvenuto e pregate San Grifone per me. Che il Signore ce ne renda degni. Ma se la grazia sua volete ricevere attraverso le sue reliquie, vi conviene ricorrere ad un atto di concezione, acciò che sanata l'anima, facilmente il corpo si possa guarire. Non chiedo di meglio, padre. Uscite, vi prego. No, voi restate. Mi servirete per le giaculatorie, eccetera, eccetera. Come sta la poverina? C'è di là il frate predicatore che la sta confessando. Ero preoccupato e per questo tornai. Sì, speriamo che San Grifone faccia la grazia. San Grifone ha fatto la grazia, ringraziamo San Grifone. Moglie mia! Marito mio, io ero morta. E il buon padre predicatore con le reliquie di San Grifone m'ha guarita. Ho fatto umilmente quello che anche San Grifone avrebbe fatto. Padre, credetemi, non ho parole. Oh, non importa, non importa. Dimmi, Ufu, Ufu, Mi sento bene. Le mutande. Cosa? Le mutande a capo del letto, demente cai. Fratello mio, si vede che sei poco avvezzo alle tensioni d'amore. Brava, brava, contento sono. Proprio contento sono. Ma che ci fanno sul letto queste mutande? Quello che ho detto prima, marito mio. Infatti, sono proprio le miracolose mutande di San Grifone che il buon padre predicatore mi ha lasciato insino al vespro per mia maggiore consolazione. Ma ormai sto bene e non ne ho più bisogno. Vai, vai, mia buona fante, e di al frate di venire a ritirare la reliquia che non mi serve più. E la fante raccontò al frate che Rogero aveva trovato le sue brache. Egli si grattò la pera e promise che avrebbe posto rimedio alla malefatta. Questa è dunque la tua prodezza? Eh? Non ti vergogni? Non hai dunque il rispetto per l'abito che porti? Almeno potevi evitare di cavartele. E una volta che le avevi cavate te le potevi nascondere in seno o in una manica. E poi ci lamentiamo che il popolo non ha più fiducia nei predicatori e nella loro parola. Converrebbe quasi che ti facesse incarcerare. Ma per questa volta sarà meglio cercare di aggiustare il fatto e salvare la faccia. Fratelli! Fratelli! Fratelli miei!
In casa di maestro Ruggero, dottore in medicina, che tutti voi ben conoscete, per virtù delle mutande che furono già del Santissimo Grifone, un miracolo evidentissimo è stato oggi dimostrato. Conviene dunque recarsi in casa di detto maestro e riportare dentro il monastero quella preziosa reliquia. Sangrifone, Sangrifone, che sei un gran santone, grazie a tutti quanti, che saremo tutti contenti. Sangrifone, Sangrifone, che sei un gran santone, si contenti. Maestro nostro carissimo, le nostre ordinanze vogliono che occultamente dobbiamo portare le reliquie dei nostri santi in casa di coloro che le domandano. Che se l'infermo per qualche suo difetto non ricevesse grazia, per non diminuire la fama dei miracoli, di nascosto le possiamo indietro ritornare. Ma dove il cielo mediante tali reliquie un evidente miracolo ci mostra, noi dobbiamo con grande cerimonia e solennità riportarle indietro manifestando a tutti detto miracolo. Siate i benvenuti. Io non ho parole per dirvi come sono felice che un tal miracolo si sia verificato nella mia casa. È bravo il nostro Fratozzo. E ora, sorella, se volete, potete dar la stura al vostro edificante racconto, perché tale credo che sia. Poiché il nostro viaggio è quasi al termine, conviene che ritroviamo un sano equilibrio. Lascia in pace Cantachiaro. Non fare come il padrone, che padrone non sei. Lascia in pace Cantachiaro. Hai sentito che lascia devo lasciarti in pace? Disgraziato! Smettila, lasciami in pace. Ma non dite scemenza, adesso anche i galli si mettono a parlare. Questa sì che è buona, ma per chi ci ha preso? Ma quello non era un gallo come tutti gli altri. E poi, che ne sapete voi? A quei tempi le bestie sapevano parlare, e come? Magari oggi gli uomini parlassero e ragionassero come allora ragionavano le bestie. Oh, Madonna Pertelota, sentite gli uccelli come cantano. Vuoi cantare anch'io? Che ne dici, padrone piccolo? Dico che Dio conosce le cose ancora prima che si compiano. Comunque fa come ti pare. Tanto sei soltanto un gallo e che disgraziatamente fa sentire una gallina. E perché mai? Che vorrebbe significare? Perché aveva dato ascolto a sua moglie, proprio il giorno in cui aveva fatto un brutto sogno. Infatti è assodato che sovente i consigli delle donne sono fatali.
E voi, Mr. Chaucer, cosa ne pensate? Non dispiacetevi troppo se con la mia storia ho biasimato i consigli delle donne. Lasciate perdere, l'ho fatto per ischerzo. Io non penso male di nessuna donna, e quelli sono pensieri di una gallina, non miei. Ehi là, gentile che sei. Vorreste forse scappare, eh? Ma veramente io... Su via, io sono vostro amico e non intendo arrecarvi alcun danno. E non sono un demonio, né tampoco voglio essere scortese. Oh. Sono qui soltanto per sentirvi cantare, poiché cantate così bene che sembrate un cherubino. Io conoscevo vostro padre, sì, che Dio l'abbia in gloria come cantava bene. Mi ricordo che al mattino ce la metteva tutta e faceva un tale sforzo per dare più forza alla sua voce da chiudere tutti e due gli occhi. E tenendo il collo lungo e dritto e alzandosi sulle zampe, lanciava un chicchirichì da far piangere le pietre dall'invidia. No, nessuno era più bravo di lui. E voi sapreste fare altrettanto? Se io fossi in voi, me ne fregherei degli inseguitori. Ma gli direi, con tutta franchezza, il gallo è mio. E quando voglio, me lo mangio alla faccia vostra. Certo che lo farò. Ahimè, povera me. Cantachiaro, hai ragione. Ti ho fatto un gran torto a portarti via così, senza preavviso. Ma se scendi giù, ti dirò cosa avevo in mente di fare. Accidenti a tutte e due. Naturalmente più accidenti a me che a te. Mai più io canterò ad occhi chiusi. Chi chiude gli occhi quando dovrebbe tenerli aperti non può aspettarsi che male. No, eh? Sì. No. Dio mandi un accidente a chi invece di star zitto apre la bocca. Non era male questa storia. Bene. E ora chi tu? Se nessuno si fa avanti, potrei raccontarvene una io di storia. Bene. Vi racconterò della dabbenaggine di un certo messer Raffaello e di sua moglie, che certo babbiona non era. Sai tu, Antona, domani voglio recarmi fino a Siena a riscuotere quei denari che ebbi a imprestare a Donato del Corno. Mi dispiace un poco che partiate, ma so anche che tornerete presto. E anche che mi porterete forse un regaluccio. È vero che lo porterete un piccolo regalo? È vero che non vorrete dispiacere la vostra cara mogliettina? Vedremo, moglie, vedremo. Ci penserò. Ma ditemi almeno quando ritornerete. Oh, perché lo vuoi sapere? Perché non posso stare troppo tempo senza di voi. Moglie mia cara, il tempo d'andare e ritornare. 3 giorni. Su, marito mio, sbrigatevi, se no vi farete tardi. Tardi? Oh, non potevo dormire ancora un pochino. No. E sbrigatevi. Ma perché? Perché prima partite e prima tornerete, eh? Ah già, è vero. Devo partire. Devo partire. A presto. Addio, bella. Accidenti. Mi son dimenticato la scritta dei denari da riscotere. Bischero.
sarà meglio che torni a prenderla. Oh! Beh, e che vi prende, marito mio, di tornare così presto? Ma se sono 3 ore che sono qui a picchiare all'uscio e mi sono fatto anche un corno. E io non potevo sentirvi perché stavo dormendo. Antona, guarda se io non sono un castronaccio. Me ne andavo a Siena senza la carta dei denari. Già che ci sono. Sai che fo? Voglio scrivere sul libro che tengo qui sotto il tavolo anche certi denari che ho dato ieri a Messer Lapo. Ecco. Ecco la carta dei denari e ora andate. Il conto di Messer Lapo lo scriverete quando tornate. Ah, no, carina, ti piacerebbe. Che. E poi me ne dimentico. No. Fammi intanto vedere questa carta. Vediamo un pochino. Bene, ora vediamo il libro dei conti. Che c'è? Se un tenete a bada il vostro cavallaccio, allora? invece d'andarvene in terra di Siena, ve ne potete anche andare all'osteria. L'avete lasciato sciolto. Vergine Santissima, un cavallo che mi costa un occhio della testa. Io, Bonino. Vai di là, dietro il letto, signore. È andata bene per un pelo. Ho avuto una paura. Anch'io. Beh, ma ormai si è fatta l'ora di desinare. Conviene quasi che io mi fermi per mangiare. Partirò dopo. Ma sì, vi preparerò subito un buon pranzetto leggero affinché voi possiate partire subito e riprendere il vostro viaggio. Che brava moglie. Rimmei. Il pranzo è pronto. Ma come? Hai fatto così presto? Perché sono una buona moglie. Cara. Che tesoro. C'ho una fame. E che mi hai preparato di buono, mogliettina mia? Una frittata. Tutto qui? Altrimenti vi sentirete troppo pesante e ritarderete ancora una volta la vostra partenza, maritino mio. O chi sarà a quest'ora? Aspettavi qualcuno? Io no. Vado a vedere. È Giustina. Oh, cara sorella. Che non avendo niente di meglio da fare, gli è venuta a desinare con noi. Benone, vero? Come no? Oggi fa un gran caldo e vorrei prima rinfrescarmi un poco. Ma... no. Ecco, ora mi sento bene. E io invece mi sento male, pensando che devo rimettermi in viaggio. Bene. Tenetevi compagnia magari fino al mio ritorno, eh? Addio, tesoro. Addio, sorella. Che caldo. Già. Ti fermi? Perché no? Antona? Sì? Antona, io so tutto. E allora? E allora non te lo puoi tenere solo per te quel tesoro, altrimenti dico tutto al tuo marito. Comandami pure, cognata cara.
che io farò volentieri a mezzo del tesoro. A proposito, quanto starà fuori? 3 giorni. Allora mi parrebbe che noi ci si dovesse godere insieme quel bel giovine, almeno per 3 giorni. Ah, cognata cara, ma quel che è mio è tuo e non c'è bisogno di far tante parole. Vieni, vieni. Mi pare il vero. A chi lo dici? Angelo? Vieni fuori. Su, dai che ce la fai, su, ecco. E dopo 3 giorni e 3 notti... Bravo. Forza. Da bravo. Bello lui. Tesoro, vai. E torna presto. Torna presto. E ora avanti un altro. Curata che non sei altro. Che succede laggiù? Vieni, vieni. È stato lui? Allora, è stato lui, eh? È stato lui. È stato lui. È stato lui. Io? No. È stato lui. Signor Mugnaio, si può sapere cosa ti è successo? Me l'hanno violentata, signor Oste. Questa povera figlia che è anche scema e non riesco a sapere chi è stato. Non mi dirai che è stato lui. Ma sei scemo e con un cervello piccolo così.
E ora, signori, riprendiamo la marcia per Canterbury. Halt! Siamo arrivati a Canterbury!